una tradizione. E di Natale questa è la canzone di te DJ, la mia radiostazione. Lo vedi, è già Natale, io sono contento. È quasi tutto pronto, ma aspetta un momento. Perché tu sei una cosa che non può mancare, come un maglione con le renne o il film con Eddie Mafia alla televisione. Del sì che bordi dentro un cinepanettone. Mangia che sei sciupato, amore della zia. Si vede fin dallo spazio la mia glicemia. Ti ascolto con l'odore di fritto sulle scale, mentre fuori dal negozio aspettano i mariti. ti ascolto quando i bimbi aspettano il Natale, per un giocattolo che dentro non c'ha mai le pile, sono lacrime. Ti ascolterò, come ogni anno è tradizione, come un regalo acquistato di fretta, o gareambo dopo un'estrazione. Ti ascolterò, a Natale in alta rotazione, e io di auguri faccio a te 1 milione. a te diceva la mia radiostazione. Buon Natale a te da tutti noi Radio DJ, da 1 a 10 auguri ne riceverai, più o meno 500.000, non c'era dal mondo più Natale di DJ, per questo non ti cambierei nemmeno per un panettone. Tu l'ascolterai solamente qui, durante ogni trasmissione. Se poi per te questo è un guaio, non rompere perché lo sai che dal 6 gennaio non l'ascolterai più, l'ascolti mentre compri il 7° puntale e mandi un messaggino tutti quanti uguale. Un'altra sciarpa e non è manco mal di gola, Lo sai che è rosso per volere della Coca-Cola. ti ascolto con la cioccolata tra le dita, come quei pazzi che 1 a 1 tolgono i canditi. È una strenna fantastica, ma per incartarla 7 chili di plastica. Ti ascolterò, Come ogni anno è tradizione, giusto? È come dire questa è bella, ma quella dell'anno scorso per me era migliore. ti ascolterò, A Natale a ripetizione, e io di auguri faccio a te 1 milione. a te DJ la mia radiostazione. Buon Natale a te da tutti noi Radio DJ, da 1 a 10 auguri ne riceverai, più o meno 500.000, non c'era al mondo più Natale di DJ, per questo tu lo sai che non ti cambierei con nessun'altra stazione. La rivista che amo. Buongiorno, buongiorno. Mi ero ripromessa di essere positiva, di non parlare di femminicidi, di non parlare di un ambiente non buono. Mi ero ripromessa tante cose. Ieri sono stata al Banco Solidale tutta la giornata e questa mattina invece dovrò parlare di altre cose perché ho capito che bisogna parlare, bisogna fare rumore, come dice il papà di Giulia Cecchettin, la sorella Elena, il fratello, questa famiglia devastata da questo dolore che sta rimboccandosi le maniche, nonostante purtroppo Filippo e vari Filippi, ce ne sono tantissimi in giro a mio avviso purtroppo, ne abbiamo visto anche ieri, appena parlato di Giulia, questa mostra a Villa Margherita, un'altra donna massacrata. Questo ha buttato, ha proprio col martello scassinato la porta, coltellate, dice delle cose pazzesche, basta sentire quello che ha mandato nei social, eppure qualcuno dice non sono pazzi, non so cosa sono. Se qualcuno vuole spiegarmi cos'è la pazzia, io non riesco più a capire cos'è la pazzia, è il momento compulsivo. Però questa mattina vorrei parlare di un'altra cosa seria che riguarda tutti noi, che sono i FAS, che sono questi inquinanti che ancora non ci hanno spiegato bene, non c'è trasparenza, poca, uno si deve veramente impegnare per capire chi ha torto e chi ha ragione, perché per un voto si vendono la madre, qualcuno si vende la madre e qualcos'altro anche, poi regna confusione, specialmente sui diversamente giovani, che si fidano dei medici, magari il loro medico di famiglia è contrario al vaccino, ognuno è libero di decidere di fare, però poi sono messaggi devastanti che arrivano anche alle fragilità e questo non va bene.
non va bene perché la scienza, la ricerca, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Noi quando stiamo male andiamo dal medico, poi se lui ci prescrive che non è capace andiamo da uno specialista, sempre medico, e poi andiamo in farmacia. Non è che andiamo dal fruttivendolo, poi passiamo dal macellaio, dal panettiere. Cioè andiamo dove? Agli addetti ai lavori. Questa mattina ne parleremo col professor Annibale Biggeri, docente di statistica ed epidemiologia, e soprattutto grazie professor Biggeri di essere qui con noi. Saluto anche Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini. Grazie sindaco anche a lei di essere qui, perché io volevo anche un sindaco giovane. Siccome questi amministratori giovani, io ho molta fiducia. Ho molta fiducia perché sono riusciti a fare quel passo in là che fa capire che sono sensibili al tema dell'ambiente, dell'inquinamento, dell'aiuto alle fragilità. E questo fa onore a questi ragazzi, a queste donne giovani, sindache, sindaci, che stanno cercando con le poche risorse che hanno, che sono quelli che sono nel territorio più vicini alla gente e quelli che hanno meno risorse, perché in Italia funziona così. Stamattina cosa succede? Allora, intanto, professor Biggeri, che saluto, e saluto anche Fabio Marin, vorrei ascoltare questa intervista di un medico per l'ambiente, Cordiano, che lei conosce benissimo, professor Biggeri, cosa ha detto nella mia trasmissione. Andiamo a sentire. Ripeto, noi stiamo facendo, forse qualcuno degli spettatori lo sa, stiamo conducendo uno studio su 1000, abbiamo arruolato, cioè volontariamente hanno partecipato 1050 giovani maschi della zona rossa di età compresa fra 18 e 35 anni. Per farla breve, questi sono state sottoposte a visite mediche approfondite, ecografie testicolari, esami sul sangue, sullo sperma. E purtroppo quello che stiamo vedendo ci conferma, ci induce ad essere ottimisti. Non mi permette di essere ottimista, anche se vorrei esserlo, in quanto il 30%, il 32% di questi ragazzi ha almeno un'alterazione dello sperma. Una delle 4 che vengono valutate secondo i criteri stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vengono usati normalmente per stabilire la qualità dello sperma e quindi la possibilità, la probabilità che un maschio possa essere fertile. Bene, queste anomalie tutte e 4 si riscontrano, diciamo per fortuna, se vogliamo essere ottimisti, in una minima parte, meno dell'1% di quelli che hanno partecipato. Però, ripeto, tanti hanno più anomalie e sono molto a rischio di non poter avere figli o di averli con difficoltà, con ritardo, insomma, con tutti questi problemi. Allora, prima di passare all'esperto e commentare, vorrei sentire, ecco, il sindaco giovane, non come sindaco, come uomo giovane, che sente questa notizia in televisione. Prego, sindaco. Mirella, davvero mi fa venire i brividi una notizia così, perché parliamo di denatalità, parliamo di tanti argomenti, no? Per far sì che ci siano più nascite, eccetera, e di fronte a un argomento del genere lo scopriamo magari da te o da qualcun altro, ma non c'è quell'impatto che dovrebbe avere, purtroppo, e questo purtroppo è la verità, non c'è l'impatto che dovrebbe avere la società, nei media, perché un argomento del genere è importante, è fondamentale, va affrontato. Se viviamo in un sistema, anche in un sistema, passami il termine Mirella, in un sistema politico, tende ad evidenziare quello che è positivo e mai le negatività, e come dicevi tu prima, bisogna far conto con i voti e basta, allora non andiamo da nessuna parte. Io vorrei sentire cosa pensano e cosa stanno facendo i nostri vertici regionali, perché il tema è importante, va trattato. Mi vengono, lo ripeto, quasi i miei coetanei, qualche anno in più io, che possono purtroppo da qui a un po' di tempo avere difficoltà ad avere dei figli, per cui penso che vada smossa e si debba parlare, si debba trovare tutti i mezzi per affrontare questa situazione drammatica. Perché
Grazie, veramente grazie Marin. Allora sentiamo adesso l'esperto, il professor Bigeri, come commenta quello che abbiamo sentito dal dottor Cordiano. Ma bisogna stare, come si dice, cauti, attenti, perché ci sono molti aspetti nella notizia. Poi entriamo nella parte più scientifica. Ma la notizia fa riferimento a un problema, diciamo che in Italia è molto sentito, che è quello della denatalità, dell'invecchiamento della popolazione, delle pensioni, perché abbiamo meno giovani, meno persone che lavorano, meno contributi che arrivano e non abbiamo i soldi per pagare le pensioni. Abbiamo tanti anziani e non possiamo più fare riferimento alla famiglia per l'assistenza agli anziani, quindi c'è una prospettiva generale che si ripercuote nei sentimenti delle persone e in come reagiscono a una notizia di questo tipo. Quindi va inquadrata in un problema collettivo. Ora, che tutto si scarichi su un capro espiatorio, diciamo così, come la riduzione della fertilità maschile, questo dal punto di vista scientifico bisogna andarci molto, molto, molto cauti. Tutti sappiamo che la donna fa le cellule uovo, ne bastano poche, e l'uomo ne fa milioni. Quindi se invece che milioni si riducono di 300 o 400 mila, ma ne basta uno di quei milioni. Quindi prima di avere un effetto sulla fertilità di queste riduzioni della qualità del seme, ce ne vuole, quindi questo bisogna stare attenti a questo. Certo che dal punto di vista scientifico, con grandi difficoltà metodologiche, perché chi si fa l'esame del seme lo fa probabilmente perché c'è qualcosa che sente che non va, e quindi anche qua non è un campione casuale della popolazione, sono persone che si sottopongono volontariamente. Però nel giro di 50-60 anni, nelle varie banche del seme di cui disponiamo, si registra una costante diminuzione della qualità del seme, che è legata a tutti i cambiamenti che le nostre società occidentali hanno avuto. Quindi è stato sempre messo l'allarme sulla presenza di contaminanti ambientali, questa riduzione secolare della fertilità. Ora, in Veneto purtroppo si è verificato il più grande disastro ambientale legato a questi inquinanti persistenti che si chiamano PFAS, una sigla, sono sostanze per e polifluoroalchiliche, che non si degradano, quindi restano nell'ambiente, si accumulano nell'ambiente e nell'organismo. Uno degli effetti di queste sostanze, che sono molti e variegati come effetti di queste sostanze perfluoroalchiliche, che sono un cancerogeno certo per l'uomo, secondo l'indicazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. Ecco, uno degli effetti è anche quello sulla fertilità, di cui la scienza sta cercando di capire e quantificare l'effetto. Ora, vista il disastro che si è consumato in Veneto, cittadini, medici e istituzioni si attivano nel fare vari tipi di ricerche. Le istituzioni hanno dovuto affrontare l'emergenza di 150.000 persone esposte a queste sostanze, come ho detto l'episodio più grande del mondo, e le risorse sono quelle che sono. Ci sono delle scelte di cui ognuno si prende la responsabilità, delle scelte di impiegare le risorse in una direzione piuttosto che in un'altra. Diciamo, la ricerca da parte delle istituzioni sulla fertilità non è stata considerata all'inizio dell'episodio come prioritaria, però la società ISDE, l'International Society Doctor
for Environment autonomamente ha sviluppato questa indagine. Io sono anche nel comitato scientifico dell'ISDE, quindi sono più che favorevole a queste iniziative scientifiche che cercano di chiarire un punto che può essere importante. Vede, emotivamente si lega a un qualche cosa che a tutti gli italiani interessa. E quindi questo fa ancora di più notizia, però non bisogna farsi travolgere dalle emozioni. Bisogna capire la notizia. Capire la notizia e capire che quello è un problema importante, particolarmente in quella popolazione che ha purtroppo questa situazione di gravità mondiale. Molto chiaro, e la ringrazio professor Bigeri per aver spiegato anche con parole semplici. Ecco, non allarmiamoci più del necessario, aspettiamo un attimo di capire come queste ricerche, i numeri che daranno e cosa ci diranno. Andiamo cauti, un passo alla volta, però un passo alla volta fatto da conoscenza, da chi conosce il problema e lo sta studiando. Questo secondo me dobbiamo ascoltare, ecco, quelli addetti ai lavori, specialmente questi medici per l'ambiente che stanno cercando di portare a buon fine questa ricerca per dare dei risultati certi, sicuri, che non arriveranno in breve tempo, ma nel medio e lungo tempo avremo delle notizie che ci faranno capire com'è la situazione. Abbiamo Rinaldo. Rinaldo, ti prego, veloce perché ho tanti ospiti. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Innanzitutto hai ragione, bisogna fare rumore, ma bisogna fare rumore che non serve a niente, dal fatto che purtroppo queste robe nasce sempre, un altro da coppa, ma bisogna che quando si tappa sta gente, noi chiamarti. Insieme a chiusa era se ne fa un processo subito 40, 50, 100 anni, non l'ergastolo, perché con l'ergastolo con 20 anni di ora. È vergognoso che lo Stato non c'ha rimedi, perché lo genero deve avere 150 all'anno, e più questo non denuncia, e più abusivi sulle donne, chi ne fa di tutto, ne vede 150.000 denunce. Ed è una vergogna, dovremmo andare in strada a sigare, farne sentire e basta. Dopo, in quanto riguarda i fiori, poi gli altri qua in dentro, e saremo da un po' di anni che fa solo che mai. Purtroppo, siccome che siamo i primi nel mondo con gli li ha avuto ancora. E ora cosa me ne cerca? Io sapevo benissimo cosa che le butta sulle ride perché è un'altra lì. E ora cosa diciamo? Bisogna aspettare. E dopo c'è un'altra roba. Io a 28 anni avevo 3 fiori, 3, non 1, 3. Adesso anche a mia figlia a 42 anni e ne avevo un altro, e quest'altro a 32. Bisogna fare i suoi 20 anni, 25, quando così è giovane, e più anche un ritorno, perché a 40 anni sono al giuramento del mio figlio. Veloce Rinaldo, se no non ce la faccio. Va bene. Grazie. Ciao, Rinaldo, grazie, sai. Grazie Rinaldo. Allora, Sindaco Marin, come commenta quello che ha detto il professor Bigeri e anche che sensazione ha? Lei che vive a contatto anche con molti giovani, ecco, si preoccupano, sono vicini, almeno da quello che si vede, a loro interessa molto l'ambiente. Invece abbiamo visto anche questo test, come volontari questi ragazzi, ecco, hanno subito aderito. Prego. Sì, se mi concedi una domanda, perché non so se ho capito male un passaggio che ha fatto il professore, e mi pare abbia detto che quindi le istituzioni questa tipologia di studio non l'hanno finanziato, ma è stato condotto uno studio da parte dell'istituto, o sbaglio? Cioè in senso, le istituzioni non si sono occupate di questo caso o se ne stanno occupando? Perché questo penso sia fondamentale capirlo anche per affrontare, se ci sono i sindaci, se ci sono logicamente i rappresentanti provinciali o regionali, è una cosa che va affrontata. Se ci sono bisogno di risorse, ad esempio, per condurre gli studi, è una cosa che va affrontata, perché dall'altra parte è vero che abbiamo i giovani che sono molto sensibili a quello che è l'ambiente e quindi si interessano di quelle che sono le tematiche ambientali, ma dobbiamo anche garantire, no, il futuro, e il futuro si garantisce anche attraverso la natalità, soprattutto attraverso la natalità. Per cui se anche questo è un passaggio negativo rispetto a una natalità, dobbiamo capirlo bene e le istituzioni devono interessarsi. Per questo vorrei un attimo capirlo dal professore. No, bisogna
contestualizzare. Se noi parliamo dell'area tra le province di Vicenza, Padova e Verona, dove si è verificata la contaminazione delle acque da sostanze perfluoroalchiliche, il problema delle istituzioni è la salute di quelle persone, 155.000, per dare un'idea della grandezza riferita a quella che Cordiano ha chiamato area rossa. In realtà sono di più, quindi c'è un disastro enorme su cui la Regione deve intervenire. Non è che la Regione, che stiamo parlando del problema della fertilità, questa è un'altra cosa. Il problema della fertilità lo si può affrontare a livello nazionale o a livello di specifica regione, finanziando la ricerca cosiddetta finalizzata a dei problemi legati al sistema sanitario e alla salute pubblica, su cui ce ne sono di vario tipo. Ad esempio, uno dei problemi della fertilità che ci troviamo oggi è quello legato all'endometriosi, cioè è un problema questa volta femminile e non maschile, in cui c'è un aumento di questa patologia semplicemente perché il fattore protettivo principale di questa malattia è avere figli. Se le donne fanno figli in età più avanzata si trovano ad affrontare il problema più tardi e viene fatto tutta una serie di esami scoprendo una condizione che, se scoperta prima, poteva anche essere trattata con qualche prospettiva migliore rispetto ad affrontarla dopo i 35 anni. Quindi c'è un problema globale, è quello della fertilità. C'è un problema specifico, gravissimo, nel Veneto, che è legata alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche. Ora, queste sostanze perfluoroalchiliche fanno tanti danni, oltre a essere cancerogene, come ho detto prima. Uno dei danni che bisogna chiarire è quello sulla fertilità, e su questo insiste la ricerca del dottor Cordiano. Ora, attenzione, è chiaro che lì, in quella zona, il problema è molto sentito e quindi lo vediamo, perché non è facile reclutare più di 1000 soggetti tra 18 e 35 anni per uno studio biomolecolare. Quindi è evidente che le due cose in quella situazione sono di particolare interesse per la popolazione, sono preoccupati e quindi hanno fatto la fila per partecipare allo studio. Questo è importante, questo le istituzioni dovrebbero in qualche modo essere anche sensibili a questi aspetti e magari dedicare delle risorse, dei bandi specifici a rispondere a questo bisogno della popolazione. Non so se sono stato chiaro, sì, Sindaco. Però, professore, mi scusi, è vero quello che sta dicendo lei, spiegando molto bene, però è anche vero quello che noi vediamo e quello che noi sentiamo, che questo sito inquinante non è stato ancora messo in sicurezza. E questo, lei sorride, però questa è la verità. La notizia che arriva è che questo sito non è stato ancora messo in sicurezza. Allora, Sindaco, adesso guardiamo anche dalla sua parte, visto che lei vive su questo territorio, lei ha contatto con queste persone. Ecco, sentire che nonostante adesso ci sia la certezza che è cancerogeno, perché l'ha detto anche lei, adesso è proprio detto, fanno male, queste sostanze sono cancerogene. E sentire che questo sito non è stato ancora messo in sicurezza da chi di dovere, perché si passano il cerino, è colpa mia, è colpa tua, intanto questo continua a inquinare, non fa di sicuro bene. Ma che informazione abbiamo allora? Perché sappiamo che fa male e quelli che dovrebbero intervenire immediatamente e invece spostano, andiamo in Piemonte ma non cambia niente, andiamo in Lombardia, andiamo in Val d'Aosta. È un sito inquinante e non si chiude, non si mette in sicurezza. Si cerca di mettere, come fa il volontariato, le pezze dove non si arriva, a cercare di trovare delle soluzioni per l'acqua potabile che non abbia questi inquinanti, ma c'è questo sito che inquina ancora e non sappiamo i prodotti, perché
non sappiamo se questi prodotti che mangiamo, che girano, perché vengono commercializzati, abbiano queste sostanze o no. Lei che idea si è fatta, adesso avendo sentito il professor Bigeri, cercherete anche voi come sindaci, visto che c'è anche l'ANCI, l'Unione dei Sindaci, di capire veramente cosa sta succedendo, perché siete gli unici che crediamo, perché tutti ce la raccontano come vogliono. Voi invece siete quelli che forse ci dite più che altri la verità. Avete il coraggio di dire che non avete i soldi, avete il coraggio di dire che ci sono questi problemi, però da altre parti va tutto bene. Ponte di Messina, pista da bob, Cortina, grandi infrastrutture, e poi abbiamo questi problemi. Prego. Mirella, si può dire rabbia, perché veramente fa un po' rabbia sentire queste cose. Dici bene, perché cioè, per noi sindaci è così che funziona, cioè, dobbiamo abituarci ad ammettere quello che va bene e quello che non va bene. Questa è la politica, quella sana, la politica che fa bene a un territorio. Finché si continuerà a dare spazio magari alle cose positive solamente, alle cose che danno luce e non alle cose che sono da affrontare, come questa emergenza che va affrontata subito, anzi andava affrontata ben prima di adesso, allora davvero se non ci mettiamo seri a lavorare su questo non andiamo da nessuna parte. Purtroppo, Mirella, sai che è un meccanismo politico questo, penso, quello di invitare un po' anche a distrarre quella che è la popolazione dai fatti reali, dai fatti negativi e preoccupanti reali, cercando di parlare solo delle cose positive o di cose anche che, come quel che hai citato tu, ad esempio la pista di bob a Cortina, che dobbiamo ancora capire se e quanto sia utile effettivamente al nostro Veneto, e per cui dobbiamo stare attenti e penso anche cambiare, no? Questo modo di fare politica che abbiamo, che molti vertici nostri politici hanno. Dobbiamo iniziare davvero ad affrontare le necessità concrete. Noi sindaci, se abbiamo un problema nel territorio, dobbiamo essere di persona a affrontarlo e risolverlo. Grazie Sindaco Marin per aver capito che bisogna iniziare a parlare, invitare degli addetti ai lavori seri, iniziare anche a fare pressione perché arrivino questi investimenti importanti, di chiudere questi siti ancora che stanno inquinando. Allora, detto questo, adesso parliamo di vaccini, professor Bigeri. Adesso c'è la quarta dose, chi ha fatto già la quarta ha fatto già la quinta. Allora, quello che vorrei capire, cosa arriva a questo diversamente giovane, come li chiamo io, perché questo succede, me l'hanno detto ieri, perciò vi ho detto che parlavo di questo e non sapevo che avrei parlato di questo, ma fortunatamente avevo il professor Bigeri, che anziani, diversamente giovani, vanno dai medici, non dico medici, anche di famiglia, come li chiamano loro, e non fanno il Covid perché non hanno tempo, perché non hanno deciso di, questi medici parlo, non tutti, beh, c'è anche chi lo fa, e fa solo l'influenzale. E poi allora questo diversamente giovane mi diceva: ma Mirella, ma ora si vede che fa male perché non vuol farmi e non mi ha tanto spento perché vaga a farmi. E mi ha detto no, fasso e asi i posti dove andranno. Non sei che mi abbia tanto convinto. Ecco qua. Ecco, non sono convinto di ripetere questo vaccino. Prego, professor Bigeri. Anzi, facciamo così, andiamo in pubblicità perché merita una risposta concreta, come fa il professor Bigeri, ho bisogno di tempo. Andiamo in pubblicità. Professor Bigeri, continuiamo quello che stavamo dicendo prima sui vaccini, prego. Sì, stavamo parlando anche tra di noi dei problemi che ci sono, diciamo, prima di tutto di comunicazione, di informazione delle persone. Siamo in un'epoca in cui l'informazione e la conoscenza è disponibile in modo straordinario con internet, con tutte le risorse che noi abbiamo. Quindi la gente vuole sapere, la gente si confronta, non va solo da un medico, chiede un secondo parere spesso. Quindi siamo
in questa realtà in cui però è presente anche una rilevante incertezza su molti contesti. L'incertezza è anche legata alla fretta con cui noi siamo abituati a vivere in questa realtà presente. Dobbiamo decidere rapidamente, ci sono una serie di novità che compaiono tutti i giorni in termini sto parlando della medicina, di terapie, di nuove risorse. C'è un continuo affacciarsi sul mercato medico di nuove molecole, di nuovi suggerimenti. I vaccini noi pensavamo che fossero costruiti in un certo modo e invece sono costruiti con un procedimento straordinario di ingegneria genetica. Non sappiamo le conseguenze. La scienza su tutte queste cose è abituata a prendere tempo, ha un atteggiamento scettico, di non credere, di cercare la verifica. Per cui la risposta certa dal punto di vista scientifico avviene su tempi che non sono quelli della nostra realtà quotidiana. Questo è come noi ci troviamo. Oltretutto, di fronte a una pandemia completamente sconosciuta, l'incertezza della scienza era massima, soprattutto nei primi tempi. Quindi in una situazione di questo genere le decisioni sono decisioni in qualche modo collettive, pesate dal punto di vista di saperi differenti. Ecco, quindi non ci stupisce che non possiamo far riferimento ad un unico esperto, ad un'unica situazione scientifica. E questo si ripercuote anche dentro la classe medica. Di fronte al problema della vaccinazione ora si possono riscontrare atteggiamenti diversi da parte dei medici e non univoci. Quindi questo è il mondo in cui noi ci troviamo. Poi il medico, teniamo presente, è abituato a personalizzare i consigli e le cure sul singolo paziente e qui gioca il rapporto medico-paziente. Qui si gioca anche la comunicazione tra il medico e il paziente in merito a ciò che può essere migliore per lui. Una comunicazione che non è più unidirezionale, non è che il medico dice e il paziente esegue, non c'è più il medico con un atteggiamento paternalistico. Il medico deve giustificare e discutere col paziente le diverse opzioni e arrivare insieme a una conclusione. Se poi devo aggiungere, la realtà è anche quella della difficoltà dei medici di lavorare, c'è carenza di medici di medicina generale. La burocrazia che è un elefante. Hanno troppi pazienti e hanno poco tempo e questo si ripercuote in questo momento di comunicazione, di convincimento nella comunicazione, di decisione insieme, perché la decisione paternalistica, fai così e io di te ho fiducia, non è più nella realtà attuale. Abbiamo Giusy in linea, ciao Giusy. Ciao Mirella, allora alla ASL su internet c'è l'elenco delle farmacie che aderiscono al vaccino anti-Covid, anche a Casale sul Sile, sempre per appuntamento. Abbiamo chiamato anche noi, alla ASL. Su internet, sempre con internet, perché e chi che non lo ha, Mirella, mi non so cosa fa, che tocca fare il giro dei 7 cese. Vi ringrazio, buongiorno. Abbiamo sentito Giusy che ha dato la sua informazione, con la sua conoscenza tramite internet, è venuta a sapere che in queste farmacie si può fare la vaccinazione per il Covid. Allora, Sindaco Mario, ormai il tempo è volato, cosa vuole dire, come ci saluta? Beh, allora, saluto dicendo che le tematiche che abbiamo affrontato stamattina, ti ringrazio Mirella, perché non sono tematiche che molto spesso sentiamo per TV, bisogna avere anche il coraggio di affrontarle e dirle come sono, per questo ringrazio te, ringrazio anche Rete Veneta, ringrazio il professore perché ha dato delle accurate spiegazioni su quelle che sono le situazioni. Ti auguro a te, Mirella, a tutte le famiglie in ascolto, delle serene buon Natale, anche
purtroppo se continuano a esserci questi fatti negativi, un pensiero logicamente va all'ultimo femminicidio che c'è stato purtroppo anche attaccato al mio paese, perché confiniamo così, e cioè a Vanessa, e il pensiero appunto va a lei e alla sua famiglia. Allora, se ha piacere Sindaco, poi chiederò al professor Annibale Bigeri se posso dare, ecco, eventualmente il suo indirizzo mail per veramente, siccome credo molto a questo Sindaco, perché è uno che ha voglia di capire e cercare anche di aiutare, ecco, che magari che così vi conoscete, scambiate anche delle notizie importanti, perché questi sindaci hanno bisogno di sicurezza, perché poi devono trasmettere queste notizie ai loro cittadini. Il professor Bigeri mi ha detto di sì, allora invierò la mail del professor Bigeri in maniera che così avete anche una conoscenza, e mi raccomando, ecco, perché prevenzione è la parola magica che dobbiamo veramente tutti quanti usare, fare comunità, ecco, di cercare di aiutarci uno con l'altro, in attesa che i grandi vertici politici si rendano conto di investire nella ricerca, che è fondamentale. Grazie al sindaco di San Zenone degli Erzelini Fabio Marin. Professor Bigeri, come ci saluta? Mi dispiace che tutte le volte che vengo qua si parla di qualche cosa di che non è così positivo, quindi diciamo mettiamolo da parte, ci rivediamo ben dopo le feste. No, io spero che le cose tutto sommato vadano avanti, come si può dire, le cose sono in trasformazione, noi non le vediamo, ma sono in trasformazione, e sono in trasformazione in positivo. Magari non ce ne accorgiamo, però affrontiamo, diciamo, le feste, il nuovo anno, dopo questo anno veramente terribile, con una fiducia, una speranza che il positivo venga fuori. Vede, professor Bigeri, è facile a Natale parlare di cose buone, cose belle, ma noi per tanti anni abbiamo messo la polvere sotto il tappeto. Allora, indipendentemente che sia Natale, ultimo dell'anno, Epifania, Pasqua, ci sono gli ospedali pieni, la gente che soffre, la gente che sta male. Allora dobbiamo vedere anche quel mezzo bicchiere che veramente a molti pesa, perché non hanno risposte, non hanno aiuti, per tanti motivi. Allora cominciamo a togliere un po' alla volta la polvere, anche se è Natale, anche se sarà il primo dell'anno, l'Epifania, la Pasqua, e cercare, come abbiamo fatto questa mattina col sindaco Marin, di cercare che anche questi amministratori, visto che sono anche tanti, ecco, riescano veramente a intercedere per noi con queste grandi autorità che abbiamo eletto noi, poi oltretutto pagati da noi, che ci diano anche delle risposte che meritiamo, perché noi veramente ce la stiamo mettendo tutta assieme a voi. Grazie al professor Annibale Bigeri, docente di statistica ed epidemiologia UNIP. Grazie veramente, buon Natale, buone feste, a tutti. Pubblicità. Presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Rudy Zanatta, presidente Associazioni Sogni. Veramente grazie Rudy di essere qui. Stiamo aspettando anche il dottor Bruno Ruffatto, pediatra, che dovrebbe collegarsi con noi. Intanto partiamo proprio da Rudy. Allora, intanto spieghiamo cos'è questa associazione. Rudy è già stato, magari qualcuno non lo conosce. Prego Rudy, Associazione Sogni. Grazie Mirella per quest'altra opportunità che mi dai. Allora, Sogni è stata fondata, il prossimo anno facciamo 20 anni, saranno un anno 2024 di festeggiamenti. Realizziamo i sogni di bambini affetti da gravi patologie oncologiche di tutta Italia. Ultimamente adesso poi, dopo quest'anno, è stato veramente un anno speciale per noi. Li realizziamo soprattutto con riferimento dell'ospedale oncologico pediatrico di Padova, il CRO di Aviano, ma abbiamo preso un po' l'ultimo sogno che abbiamo fatto, per esempio, una ragazzina di Bari, quindi ovunque ci chiamano noi interveniamo, insomma, e siamo 20 anni che ci siamo. Allora andiamo a vedere questa presentazione Sogni, andiamo a vedere. Siamo solo noi, dagli anni 90 e dal 2000 in poi. Siamo solo noi, che crediamo ancora nei supereroi.
Sogni è un'organizzazione non profit costituita da due realtà, l'associazione Sogni Onlus che è nata nel 2004 e l'impresa sociale che è nata nel 2020. L'associazione Sogni nasce principalmente con lo scopo di realizzare i sogni dei ragazzi affetti da patologia oncologica. Vogliamo fare la foto? Andiamo. Vai. Allora, chi se la fa? Lui? Faccio io. Grazie a Sogni decine e decine di ragazzi sono riusciti ad uscire da una quotidianità fatta di cure, di ospedali e tornare ad essere anche solo per un giorno felici. Sei spaventato. Ti sei cagato sotto, Sono appannati gli occhiali. Un solo giorno che può dare ai nostri piccoli grandi guerrieri una linfa vitale per poter superare tanti altri giorni meno spensierati. E poi c'è l'impresa sociale che nasce con lo scopo di valorizzare e coinvolgere i ragazzi e ragazze che si avvicinano a Sogni. Noi siamo la redazione di Sogni Channel. Sono loro i creatori dei contenuti Sogni Channel, il canale YouTube che dà spazio alle loro passioni per intrattenere ragazzi come loro. Due realtà, un unico obiettivo, non smettere mai di credere nei propri sogni. E allora guardiamo anche il sogno di Angelo. Vieni Angelo. Allora dobbiamo farti aspettare un secondo, ti faccio sedere qui sul divano. Vieni, accomodati pure, guarda. Accomodatevi. Adesso arriva subito il dottore. Sei spaventato. Ti sei cagato sotto, Sono appannati gli occhiali. Lui è il dottore. Non mi piace molto il dottore. Chi è che ti piace? L'infermiere? Allora sei con lui. Cazzarola, hai visto? Si sono nascosti. Fare il consulto con i dottori. Siamo noi Alzheimer. Il dottor Alzheimer, il dottor Pivetta, scusa. Non so se c'è da fidarsi, però. Sei rimasto male. Ho detto, guarda cosa mi fanno. Cosa c'è dentro il corpo? Cosa c'è dentro il corpo? La droga. Bravo, è così che si fa. Perché nessuno ti fermerebbe. Un po', va. No, c'ho il cliente già prenotato. C'è il cliente. Te la do dopo. Ok. Chi gliel'hai data a Blanco ieri sera? Che cosa fai? Le scuole medie? No, le superiori. Che cosa? Linguistico. Linguistico? Sai che anch'io ho fatto lingue, non so niente. Non so neanche dire cioccolatini in inglese. Sì. Cioccolatini si dice così? Cioccolatini, si dice cioccolatini? Sì, penso di sì. Ah, beh, allora io pensavo chissà come si dicesse, invece cioccolatini si dice. Ah, quindi fai lingue? Sì. Che lingue fai? Inglese, francese e spagnolo. Ah, però. Un po' come me. Sì. Infatti Aldo è diplomato, Lui sarà lo spagnolo, io so bene l'inglese e Giacomo il francese. Sta buono. Però adesso non siamo molto facili, dobbiamo e sto un po' borraccio. Venire con noi a fare una serata. Ah, va bene. So delle barzellette bellissime. Raccontane una. Il marinaio spiegò In inglese però. The mariner
È francese quindi. Alzè? No, Alzè è francese. Alzè è veneto. Veneto francese. Alzo? Alzo. Level? Sei rimandato Ma scusa, chi è il tuo insegnante? Scusa. Chi è il tuo insegnante? Non si può dire. Non si può dire, anche perché farebbe una brutta figura. Certo. Allora, il marinaio? Spiegò le vele al vento, ma il vento non capì. Queste cagate qua piacciono solo a lui. Queste cagate. A me è piaciuto molto, Guarda. Ma loro due. Cioè, io vado. Tiene un'altra. Certo. Allora, Rudy, poi passiamo al dottor Bruno Ruffatto, pediatra, che ringrazio di essere qui. Questo ragazzino, perché adesso ha 14 anni, gravemente ammalato, questa droga che è la morfina che lui si porta appresso per vincere il dolore. Sì. Pensate quanto male a questo bambino, questo ragazzino, e come riesce a vincere questo male, la paura, la gioia di vivere, la gioia di giocare, vedere il suo sogno. Avete visto di questi artisti con le mani nel giubbotto che tiravano, mamma mia. Cosa vuoi dire, Rudy? Poi sentiamo quanto è importante per questi bambini, ragazzini, ecco, sperare nel futuro, vivere la quotidianità nella massima, o quello che si può chiamare normalità. Prego, Sì, Rudy. è l'obiettivo nostro, come avete visto. Questo è stato uno dei sogni che abbiamo realizzato. Angelo è un guerriero grande e da lui forza poi anche i suoi genitori e tutto. Là lui voleva fare il quarto, chiedeva e quindi è una persona molto allegra. Ha proprio non fatto vedere quella giornata il suo male che aveva e questo gli fa veramente forza, come tutti gli altri ragazzi che sono veramente, a volte vengono preparati proprio per uscire da quella normalità degli ospedali, che diventa poi per loro una normalità che non lo è. E quindi il fatto di portarli fuori anche per un solo giorno con la sua famiglia assieme è la nostra missione più grande, proprio di fargli vivere queste forti emozioni e soprattutto vedere anche, rivedendolo poi adesso anche qua con voi, quanto sono stati bravi anche poi Aldo, Giovanni e Giacomo, come tanti altri artisti che si dedicano ai nostri ragazzi in questo modo, proprio quasi normale, come fossero dei papà con i loro figli in modo scherzoso e senza dare dei tempi con calma e dedicare a loro tutta l'attenzione possibile. E questo ai ragazzi fa veramente tantissimo, poi per superare la fase cosiddetta depressiva di quei momenti in cui proprio vogliono uscire dagli ospedali. Abbiamo Sandra da Padova. Vai Sandra! Ciao Mirella e Ciao. buongiorno all'ospite. Buongiorno signora. Ho acceso la televisione 10 minuti fa perché ero di là e Mirella, mi fai commuovere vedere sto ragazzino con i 3 divi, perché piacciono anche a me, perché sono di una bravura. È difficile fare il comico più che il drammatico, dicevano gli artisti e anche Totò. Dunque, vedere sto bambino che ha delle problematiche, sentivo adesso morfina, che mi vengono i brividi, guarda, mi hai fatto commuovere. È Natale, io ho visto proprio la forza di questo bambino e sapere che sei ammalato, che hai male, però l'atteggiamento che ha avuto, guarda, neanche un adulto che ha male lo stesso ha delle reazioni così. Io mi complimento per il servizio, che avete sempre dei bei servizi che fanno vedere alla gente quello che c'è di buono, ecco, quello che c'è di buono, perché con tutti questi omicidi, queste cattiverie, guarda Mirella, Grazie Sandra, devo chiudere perché Rudy deve andare anche via, se si ferma pochissimo tempo. Ti ringrazio, però penso che facciano piacere anche a Rudy queste parole. Saluto anche il dottor Bruno Ruffatto, pediatra, segretario provinciale FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri. Allora, dottor Ruffatto, cosa dice? Queste associazioni che ce la stanno veramente mettendo tutto per portare gioia e allegria a un bambino che nonostante tanto male riesce a giocare, riesce a vivere grazie a queste associazioni nella quasi normalità. Prego. Sì, fanno un lavoro straordinario perché è molto importante che oltre a una buona assistenza che ci deve essere nell'ospedale di riferimento più attrezzato e anche nel territorio dal proprio medico di famiglia o pediatra di famiglia, ci devono essere queste iniziative che
che sono meritorie, perché questi bambini, questi ragazzi hanno una voglia di vivere straordinaria, e affrontare la malattia dal punto di vista delle cure, dal punto di vista anche di quello che riguarda l'aspetto appunto del dolore, ma anche l'aspetto appunto del morale che devono avere, effettivamente aiuta tantissimo se si sentono coinvolti in progetti come questo. Quindi credo che sia una cosa assolutamente meritoria. Anzi, chiedo di informare anche noi medici di tutte queste iniziative che ci sono, in maniera tale che le possiamo promuovere quando abbiamo dei pazienti con delle malattie così impegnative. Quindi casomai dopo lascio privatamente il mio numero telefonico, in maniera tale che mi possa dire appunto cosa c'è. Noi l'anno scorso abbiamo realizzato il sogno di un bambino regalando una bicicletta, una malattia molto grave neurologica. Gli è stata regalata una bicicletta elettrica, e siccome abbiamo una squadra ciclistica di pediatri che promuovono la prevenzione e gli stili di vita sani, abbiamo portato con quella bicicletta elettrica al traguardo della tappa del Giro d'Italia del Bondone in maglia rosa, quindi è stata una roba straordinaria. Bellissimo, complimenti anche a lei, dottor Bruno Ruffatto, e la ringrazio di essere qui. Allora andiamo a vedere Sogno di Angelo numero 2, vediamo cosa succederà. Non so, vi serve un quarto, no? Certo. Allora, sì, potrebbe servirci, però bisogna sgrossare un po' con le barzellette lì, trovare un altro. Senti, facciamo un altro provino. Barzellette del cazzo che faccio lo stesso. Queste sono. Raccontami quella lì dell'albero che non l'ho sentita. Il cane davanti all'albero di Natale. Finalmente hanno messo le luci in bagno. Infatti era appena nata, perché quello lì è il 91, sì, 91, 92. Gli è sfuggita. Che bello che è quello. Cosa hai fatto in Duomo? Cosa ho fatto? Qual è? Allora c'è una coppia che va in... una barzelletta? Sì. C'è una coppia che... Una coppia? Prendi che lo pesto. Che va in città a Milano, no? E praticamente allora va visita il centro storico, poi arriva al Duomo. E c'è quest'uomo fermo, immobile, e non si capisce cosa fa. Vabbè, i due guardano il Duomo e passano avanti. Si fa sera, tornano indietro, poi tornano indietro e fanno la stessa strada e passano davanti, vicino al Duomo. Sono circa le 8 di sera e vedono ancora quest'uomo fermo, immobile. E gli chiedono, ma cosa ci fai qua? E io sono un pezzo d'uomo. Dai, via, fuori dalle barre. Via, questa è bella. Bravo. Io me la immaginavo. Le vendo tutte e due. È un po' come... Adesso allora raccontagli delle dune. No, ci sono due dune. La so. È re di queste brevi, figurati. La so. Lo so che sei tu. Quella della... Zoom. Ciao Angelo. Angelo, hai visto? Tutti. Manca l'ultimo, però. Ah già, non ce l'abbiamo. Vieni a vedere, guarda, questo qua eravamo solo io e Aldo, non lo conosce nessuno, Havana e Cognac. Lui era Havana e io Cognac. Quello però nel 1919. 19, vieni, questo non l'ha visto nessuno, neanche questo. È il debutto con loro, ma loro bastardi non mi hanno messo. Rudy, ciao, ti ho grazie visto commuovere rivedendo queste immagini bellissime di Angelo, questo ragazzino, ma avete visto, cioè Totò insegna, loro ce l'hanno nel DNA, noi non siamo così, non c'è niente da fare, questa scioltezza, questa allegria, queste battute, è una cosa, nonostante il grande male che ha. Prego Rudy. Sì, veramente questa è la grande forza che ha, io dico sempre, il potere di un sogno, che non toglie, e questo mi collego anche al dottore, e un grazie se possiamo inserirci sempre più su quello che è la collaborazione poi con i medici, che tuttora facciamo, proprio che dà quel valore non tanto alla terapia, che è la prima cosa. Io posso dire questo, che se faccio questo ho perso un fratello negli anni '80,
e a Padova proprio, e grazie alla ricerca, grazie alle cure attualmente, la stessa patologia che aveva mio fratello oggi si può veramente vincere, quindi prima di tutto viene la ricerca. Cos'è mancato? È mancato proprio quella cosa che ancora i miei dicono: non ha potuto realizzare questo, non ha potuto fare questo come i suoi coetanei. Ecco perché in me è nata questa cosa, questa voglia di realizzare i sogni, quella parte mancante di supporto ai medici dove dare questa grande forza. Questo sogno poi lo dice appieno, insomma, quanto è importante poi, e soprattutto poi dare continuità ai ragazzi che affrontino alla grande le loro cure, insomma, perché sono fondamentali. Allora andiamo a vedere un altro sogno che ha realizzato il nostro grande, questo veramente gigante buono, che è Rudy Zanatta, che è qua vicino a me. Andiamo a vedere il sogno di Agnes. Ciao ragazzi, ciao Luca, siamo pronti, dai. There were days where we thought we wouldn't make it out, but we stuck it out. Today's our day. Today's our day. There were nights we would fight, no wind inside, nothing was right. Tonight's our night. Tonight's our night. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me, we were meant to be. Che andremo a vedere, perché loro qua, vedi che hanno telecamere, hanno tutto quanto, no? Ci hanno invitato ad andare a vedere questo. Andiamo a fargli l'applauso a loro che devono recitare, sei d'accordo? There were times when we found it, fell back in love, the best still to come. Our time is now. Our time is now. Agnes, com'è andato il viaggio? Bene. Perfetto. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me, we were meant to be. 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 È meglio Roma o Pordenone? Sì, sì. A che ora ti sei svegliata stamattina? Alle 4, già alle 6. E sei un po' stanca adesso o no? No. Perché? Sei troppo? No. Sei emozionata? Sì. Per quello. Dove andiamo stasera? Bene. Dove andiamo? A teatro. A vedere? Spettacolo. E qua arriva il bello, perché questi ragazzi non sanno che sarà esaudito un loro desiderio grazie a Rudy Zanatta, che riesce a esaudire questi sogni, uno dei tanti sogni che lui è riuscito a realizzare per dare felicità a questi ragazzi.
Allora, intanto loro non sanno niente. Come funziona, Rudy? Spiegacelo. Loro vengono raccontate, io sono il più grande bugiardo della terra, vengono raccontate delle bugie belle, cioè sane, ecco, in modo che quando arrivino davanti alla realizzazione del sogno abbiano il massima sorpresa. A volte arrivano così tanto emozionati che durante il viaggio dobbiamo anche dire qualcosa perché vanno sotto stress. Purtroppo a volte i genitori hanno la classica bugia di dire che andiamo a fare una visita medica e quindi loro sono come quello di Angelo, si aspettava dei medici. Visita. E quindi qui Agnes invece doveva andare a ritirare un premio durante uno spettacolo e sapeva che doveva presentare una piccola parte e non sapeva nulla e quindi lei ha avuto un'amputazione alla sua gamba per una sua patologia oncologica e ha preso forza proprio all'incontro fatto precedentemente da dei video che avevo mandato al suo compleanno di le nostre tre beniamine paraolimpiche che hanno corso poi a Tokyo e a Pechino e hanno vinto la medaglia d'oro. Lei da lì ha detto: se loro fanno questo, anch'io voglio riuscire a mettere su la protesi, perché prima non voleva metterla su. E anche oltretutto la protesi che hanno fatto a Bologna sono la stessa clinica, il stesso posto dove hanno fatto le protesi anche le nostre campionesse, insomma. E quindi lei ha preso forza e da lì, come avete visto, poi si è alzata anche in piedi e ha fatto 2 o 3 passi perché alla sera doveva far bella figura. E poi vedrete l'ultima parte. Vedremo come finisce questo sogno realizzato. Sì. Allora, dottor Rufatto, quanto importante è questi ragazzini e queste ragazzine, questi bambini, ma anche per le famiglie, perché qui vediamo anche la famiglia, non vediamo solo, vengono accompagnati dalla famiglia. Ecco, vivere questo sogno di un domani di farcela. Ecco lei, anche senza una gamba riuscirò a fare quello che hanno fatto loro perché ci credo. Anche emotivamente, quanto importante è anche lo sport, sapere che nonostante queste gravità potrai fare determinate discipline, non arrenderti, continua, vedrai che ce la farai. Ma questo merito dei medici, della ricerca, della scienza, ma soprattutto anche delle associazioni di volontariato tipo questa meravigliosa di Sogni. Pensate che emozione, che adrenalina, chissà cosa succede nel corpo di questi ragazzini in un momento così bello. Prego, dottor Rufatto. Io ricordo che quando ho cominciato a lavorare c'erano dei grossi problemi con questi bambini che affetti da malattie molto gravi. Chiaramente abbiamo uno spettro di queste situazioni che è molto ampio, da disabilità fisica a quella intellettiva, neurologica grave, malattie croniche che danno poco tempo a questi bambini. C'erano barriere architettoniche insormontabili. Mentre adesso si sono fatti molti progressi, anche se dobbiamo ancora lavorare parecchio. Lo sport è straordinario perché mi ricordo, dobbiamo partire proprio noi medici che siamo quelli più vicini alla famiglia e a questi bambini, dobbiamo partire proprio dalle loro esigenze, dobbiamo proprio instillare questo seme dell'entusiasmo rispetto a certe cose. Io ricordo che Andrea, il nostro bambino che è arrivato in maglia rosa al traguardo di tappa, aveva delle emozioni straordinarie quando sentiva il vento nella faccia. Allora l'idea di regalargli una bicicletta elettrica condotta dalla mamma è stata proprio quella, è venuta proprio da questa sensibilità che la mamma ha avuto. E quindi io mi ricordo l'emozione straordinaria della mamma, del papà e anche nostra che seguivamo questa bici, vedendo proprio le espressioni di questo ragazzino che non avevamo mai visto prima. Lo sport è un veicolo straordinario di emozioni per tutti, ma soprattutto per questi bambini, questi ragazzi che così stanno fuori, stanno all'aperto e riescono appunto a fare delle attività incredibili che li mettono proprio in comunicazione con una realtà che spesso, soprattutto tempo fa, gli era negata. Quindi direi che... Fatto, ma qualcuno potrà dire se prendono freddo bisogna stare attenti, poi sale la febbre, cioè queste preoccupazioni invece in un corpicino che risponde magnificamente, mi sembra, perché riescono veramente ad arrivare al traguardo. Prego, dottore. Ma io mi ricordo il terrore che avevamo avuto noi come medici seguendo questo ragazzino, perché naturalmente è stata un'impresa portarlo su in cima al bondone
e poi è stato un miracolo perché effettivamente la giornata era bella e poi appena passate il traguardo è arrivato un acquazzone, ma noi eravamo già al coperto. Però la volontà straordinaria di questi bambini, di questi ragazzi, credo che sia capace di fare il miracolo. Poi è chiaro che ci vuole quella prudenza, perché non tutte le patologie possono essere adatte ad imprese come questa, insomma, però le difese immunitarie di questi ragazzini funzionano bene e quindi funzionano sicuramente meglio che non vedere magari certi ragazzini o bambini che vanno nei centri commerciali e rimangono lì in questi incubatori di spazi dedicati a loro, dove prendono altro che malattie, insomma, ecco. Ha fatto bene a dirlo, dottor Rufate, la ringrazio. Lo continuiamo a vedere il sogno di Agnes, perché è un sogno che si è realizzato anche questa volta. Andiamo a vedere. Devi aprirmi la busta e tutti i nostri premianti avranno questo compito, aprire questa busta perché qui è svelato il vincitore di questa categoria e ce lo dici tu, va bene? Chi vince? Raffaele Sofia. Avete realizzato anche un sogno di Agnes, sì, perché le avete fatto arrivare questi video bellissimi di 3 grandi campionesse, certo. E tu sei rimasta molto emozionata di ricevere questi video, vero? Sì. Sì. Per te sono tre modelli ormai queste ragazze. Era il giorno del suo compleanno, del 10° compleanno oltretutto, e quindi quel giorno abbiamo fatto una festa, perché era sul desiderio di fare una festa, in più si è trovata questa bellissima sorpresa di questi 3 video. Molto bene. Allora, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi e vogliamo lasciarti un piccolo pensierino. Ambra Sabatini, Monica Contraffatto e Martina Caironi. Sono fatti desiderare, Ambra, Monica e Martina sono le 3 atlete che hanno fatto il video per Agnes nel giorno del suo compleanno e che adesso sono diventate i loro punti di riferimento. Agnes non voleva montare la protesi e così abbiamo chiesto a queste 3 grandi campionesse di lanciare un messaggio per lei. Ragazze, so che siete anche voi emozionatissime perché avete visto oltretutto quanto siete state importanti per loro. E guardiamo anche alla fine il sogno realizzato. Questa cosa è quello che ti hanno regalato a te, ce l'hanno regalato anche a noi. Quindi ogni volta che ti senti un po' giù, tu lo prendi, lo strofini e noi ti diamo la forza, perché ce l'abbiamo uguali, lo faccio vedere. Ah sì, questo qua è specialissimo. Che bello, guarda, anche lei ce l'ha. Anch'io ce l'ho questo. Hai visto? Poi lei è appassionata di braccialetti. Bellissimo. E allora questo, ogni volta che lo strofini, quando ci arriverà il tuo pensiero. Eccolo! Benvenuta nel club Charlie's. Ma come ricordavo io? Anch'io lo sapevo. Vabbè, tutto quello che fate. Quanti secondi ci sono? La gara. Chi è la prima? Poi? Esclusione. Però vai adesso.
12-38. Chi? Nella semifinale. Ma così guarda anche lei. No. Adesso Poi andrà a piangere. sì, sai come piange Ambra? Così. E lei cosa dice? E poi Martina mi abbraccia. E la Monica cosa fa? Ma raga, mi sta avviando un infarto, cioè non è, stavo così veramente, stavo... Sì, lo so. Sì, lo so. Monica, quando a un certo punto ha visto che eravamo tutte e tre, arrivate tutte e tre, anche Ambra ha fatto poi così. E lei cosa ha detto? Abbiamo una sporca! Modo di dire. E poi c'è l'inno che lei sta così. C'è questo E si chiama cuore. con tutto il cuore. Quanto sei contenta? Ti ho promesso? Cosa ho fatto? Perché quando hai detto andiamo a Roma, lei fa andiamo a vedere i ragazzi, no, purtroppo questa volta non possiamo, Ma quando? deve passare un po' di tempo, non lo so, bisogna organizzarsi, adesso andiamo. Sì, ora è fatta. Ti abbiamo segato. Ti abbiamo fregata. Era una sola risata. Allora Rudy, intanto grazie per realizzare tutti questi sogni da parte di tutti noi, di questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, ma tutta Media Nord-Est, perché sono sogni veramente, queste pillole, queste bellissime pillole di calore, di meraviglia, di gentilezza, di ascolto che voi fate per realizzare questi sogni. Prego Rudy. Sì, è sempre una soddisfazione quando vediamo, io dico sempre una cosa, che quando vedo brillare i loro occhi so di aver fatto la cosa giusta, perché questi bambini quando stanno in ospedale tutto gli viene spento proprio questa luce, ma non per cattiveria, ma proprio perché vivono questa realtà in modo interiore dentro, e quando li porti fuori e realizzi il sogno, quando si accendono la luce dico ok, ho fatto la cosa giusta, quindi ringrazio soprattutto poi tutte le persone che ci danno una mano, che ci sostengono, i medici, soprattutto perché c'è una grande collaborazione con l'equipe medica e soprattutto con i psicologi del reparto. E quindi noi abbiamo creato in questi 20 anni una forma, come si vede, molto particolare di realizzare il sogno, dove è coinvolta anche la famiglia, c'è tutto un supporto proprio legato attorno alla qualità di quello che è il rapporto umano poi con gli artisti e con tutto quanto. E quindi questa è un'esperienza che ormai il prossimo anno saranno 20 anni, la promessa fatta tanti anni fa con Emily, che è stata la prima ragazzina che ho portato via, dove non c'erano ancora sogni, e sto cercando di mantenere questa promessa È già un altro sogno nel cassetto. Ne abbiamo altri, l'unico problema che dicevamo adesso con gli oncologici, c'è il problema del grande freddo, e quindi portarli sull'aria aperta sì, gli fa bene, ma una ragazzina per esempio che abbiamo portato in un posto adesso ha una polmonite, perché purtroppo per loro sì, ci sono delle situazioni dove è fattibile, altri ma le dobbiamo attendere. Se sono situazioni dentro in studio al coperto si può fare, ma se sono cose da fare all'aperto diventa un po' più difficile, quindi adesso cercheremo di colpire un po' quelle persone, i ragazzi, i desideri, quelli un po' più facili, qualche video, qualcosa, e poi con la primavera andremo proprio, la stagione si apre e andremo a realizzarne. Ne abbiamo in cantiere quasi una decina, e ci saremo a mantenere la promessa, insomma, questo è importante. Allora grazie veramente a Rudy Zanatta, Presidente Associazione Sogni, per queste pillole di felicità che dà a questi bambini, a questi ragazzi, alle famiglie e anche a noi. Pensate che lavoro immenso, grande che fa, però dobbiamo fare più squadra, Rudy, conoscerci di più, perché come hai sentito il dottor Ruffate cosa ha detto, ecco, dobbiamo conoscere e veramente realizzare assieme qualcosa di importante. Perciò grazie veramente a Rudy Zanatta, e andiamo a vedere il vaccino spray anti-influenzale per i bambini. Ora c'è un vantaggio, quest'anno la vaccinazione di influenza si fa con un vaccino nella stragrande maggioranza dei bambini estremamente
è lieve, cioè si fa uno spray nel naso. Il vaccino contro l'influenza in forma spray nasale per incentivare la copertura dei bambini. Le dosi sono già disponibili e si possono prenotare tramite CUP per la somministrazione presso i pediatri. Un sistema, quello dello spray, molto meno invasivo per i più piccoli rispetto all'iniezione tradizionale. Col vaccino intramuscolare è più pesante, cioè anche per noi, cioè non è bello dover pungere un bambino che poi il giorno dopo, quando mi arriva per un'altra cosa, mi vede e si mette a piangere. Invece adesso ridono, cioè è veramente così. Il dottor De Manzini ha spiegato perché è importante immunizzare i bambini contro l'influenza, che l'anno scorso, grazie a mascherine e chiusura delle scuole, non si è presentata. Se quest'anno, quando c'è più frequenza alle scuole, invece noi avremo questo problema, ci troveremo con gli ambulatori pieni di bambini con la febbre o di mamme che ci telefonano per questo e dovremo fare a tutti i tamponi. Mandiamo totalmente in crisi un sistema che è già in crisi, diventa ingestibile la situazione. La campagna per l'antinfluenzale ai bambini è già stata condotta con successo l'anno scorso, tuttavia si erano verificati alcuni problemi di scorte dei vaccini. Mi hanno garantito che non ci sarà e diciamo che mi sono accertato anche che queste garanzie siano reali. Premetto che c'è stata una grandissima collaborazione sia da parte della Regione, che una volta di più, devo dire, in questa pandemia si è comportata in un modo assolutamente perfetto da questo punto di vista. Abbiamo fatto la contrattazione, l'abbiamo fatta in tempi brevi, abbiamo stabilito tutto, abbiamo ottenuto, noi pediatri abbiamo insistito per avere il vaccino nasale e l'abbiamo avuto. Allora, dottor Ruffatto, questo non è un servizio recente, eravamo a Trieste a fare questo servizio, però è importante capire il prima e il dopo. Com'è la situazione ad oggi? Riprendendo il discorso del vaccino spray nasale, sicuramente è un'opportunità recente, perché questo è il secondo anno che in Veneto è stato messo a disposizione dei pediatri. Ancora non abbiamo il numero di dosi che vorremmo, perché ricordo che questo vaccino è il vaccino per i bambini dai 2 ai 6 anni di età. E capite cosa vuol dire, insomma, non pungere un bambino, come diceva il collega, ma somministrargli uno spray nasale, sono una spruzzatina per narice. Questo quest'anno ha aumentato sicuramente la copertura vaccinale in quella fascia di età che è quella più delicata, perché anche attualmente in questo periodo sta salendo sicuramente il numero dei casi di influenza. I più colpiti sono sempre i bambini. I bambini sono quelli che ovviamente negli asili nido, nelle scuole materne, non portano la mascherina e quindi diffondono il virus e si ammalano per primi. Adesso abbiamo ancora un numero di bambini ammalati che è il triplo rispetto alla fascia di età degli ultra 65 anni, che ormai sono abituati da anni a fare la vaccinazione, perché ovviamente sono una categoria a rischio. Ma ricordiamo che anche l'influenza nei bambini è una malattia non da trascurare, che tra l'altro riempie i nostri ambulatori, ma riempie anche i pronti soccorsi e non è assolutamente priva di complicazioni. È un lavoro faticoso quello anche di convincere i genitori a vaccinare i bambini, perché sbagliando si considera l'influenza una malattia banale. Questo assolutamente non è. C'è un carico di lavoro importante, ma c'è anche un carico assistenziale importante, e soprattutto ricordiamo che un genitore che ha un bambino malato perde una settimana di lavoro come minimo. Se noi riuscissimo ad aumentare la copertura vaccinale, grazie anche ai nuovi strumenti che abbiamo a disposizione, certamente riusciremo a ridurre il carico assistenziale e a fare in modo anche magari di passare un Natale tranquillo e non a letto con la febbre. Allora, un consiglio che dà dottor Ruffatto, perché adesso si avvicinano le feste natalizie, il Natale in famiglia, tanti figli, nipoti, ecco, che consiglio può dare dottor Ruffatto? Perché veramente per i fragili bisogna stare attenti, non c'è niente da fare, specialmente se non sono vaccinati, perché ne abbiamo anche che non sono vaccinati. Ecco, qual è il consiglio, dottor Ruffatto? Il consiglio è soprattutto quello di proteggere i bambini più fragili, quelli che quindi hanno delle patologie che sarebbero aggravate moltissimo da una forma influenzale.
e soprattutto di proteggere anche i bambini più piccoli. Ricordiamo che non circola solo l'influenza, ma circolano dei virus molto aggressivi e tutti ormai conoscono cos'è la bronchiolite, che prende i bambini molto piccoli ed è molto grave soprattutto nei bambini dalla nascita fino a 6 mesi. Quindi è chiaro che questi bambini vanno protetti, non si può chiaramente limitare quello che è la gioia delle feste natalizie, però attenzione che se c'è un bambino molto piccolo va protetto soprattutto dai contatti con quelli che possono procurargli queste malattie. Un po' di attenzione non guasta. Io credo che sia soprattutto utile evitare quei contatti che possono essere anche evitati, quindi i luoghi affollati dove può circolare di tutto. Adesso si vedono anche dei bambini molto piccoli nei centri commerciali dove l'aria è inquinata, circolano molti virus. E queste precauzioni naturalmente sono tutte legate alle attenzioni dei genitori. E quindi la prevenzione, l'attenzione e anche la capacità di riconoscere, noi diciamo sempre, soprattutto con i bambini più piccoli, quelli fragili, quali possono essere i segnali di allarme di una malattia virale come l'influenza o altri virus che circolano in questo momento, che può aggravarsi appunto anche nei bambini. Quindi tutto questo, se non potrà rendere felici tutti, perché sicuramente qualcuno purtroppo passerà le vacanze di Natale anche con la febbre, però almeno eviterà a quelli più fragili delle grosse complicazioni. Insomma, quindi godiamoci queste feste. Non abbiamo troppi pensieri perché naturalmente la prevenzione è una cosa che va messa in atto prima che arrivino le malattie, ma ricordiamo che è ancora tempo di vaccinarsi per l'influenza e poi insomma ecco, godiamoci questo periodo di festa che sia più felice possibile per tutti. Allora andiamo a vedere anche questa consegna a Rudy Zanatta, doveva andare via ma noi la vediamo lo stesso, questa onorificenza che è stata data a questo gigante uomo che realizza i sogni di malati veramente oncologici, di malati gravi, i nostri bambini, le nostre bambine, e portare queste pillole di felicità a loro e alle famiglie. Andiamo a vedere l'onorificenza. Rudy Zanatta. Fondatore e presidente dell'associazione Sogni Onlus, che in collaborazione con diversi ospedali si occupa di realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi e terminali, per consentire loro e alle loro famiglie di uscire, anche se per un breve tempo, da una quotidianità fatta di ospedali e terapie. Ne sono stati realizzati circa 300 in questi 20 anni. Quando i loro occhi si illuminano e tornano coscienti, capisco che sto facendo la cosa giusta, una soddisfazione immensa ai bambini felici, anche se solo per pochi giorni i nostri sogni sono un modo per dare sollievo. Allora complimenti sempre a Rudy Zanatta, meritato tutto, meritato un premio importante consegnato dal presidente Mattarella a questo uomo che dalla perdita di questo fratello si è rimboccato le maniche per trovare proprio queste pillole, cercare queste pillole di felicità da dare a questi bambini e alle loro famiglie. Dottor Ruffatto, da quando abbiamo visto il servizio che era del 21, adesso questi genitori che forse all'inizio avevano molta paura sono diventati più consapevoli del vaccino, di vaccinare i loro figli, di proteggerli? C'è una consapevolezza del vaccino, del bene del vaccino
vaccino, oppure ci sono ancora molte perplessità? Come ha detto Bigeri, non è che la scienza abbia delle certezze, la certezza ancora non c'è. Prego. Abbiamo delle evidenze molto solide riguardo alle vaccinazioni. Purtroppo il periodo Covid ha messo tutti di fronte a un vaccino che è stato in qualche modo proposto perché doveva salvare la vita, è stato imposto a molte categorie e quindi questo è stata una cosa diversa perché era una situazione assolutamente imprevedibile, mentre noi dobbiamo accompagnare i genitori in un percorso che non è sempre facile, dando quelle informazioni scientifiche che li rassicurino e accompagnarli per mano, facendogli capire che la vaccinazione è un atto medico che è molto importante per la prevenzione. Le vaccinazioni sono moltissime e sono un mezzo straordinario per la prevenzione delle malattie e ognuna di queste va spiegata ai genitori perché non succeda che poi vanno a fare la vaccinazione, chiaramente non solo quella dell'influenza che è una vaccinazione stagionale, senza avere un'adeguata informazione. I genitori devono avere anche il loro tempo per riflettere e credo che il ruolo del pediatra di famiglia sia fondamentale proprio per accompagnare per mano le famiglie, quindi i genitori, in un percorso che non è mai scontato, non è mai banale, perché bisogna anche individualizzarlo. Nel senso che ogni genitore ha il figlio unico e irripetibile e noi pediatri dobbiamo naturalmente fare in modo che di fargli capire che anche per noi il loro figlio è unico e irripetibile. E quindi quando si incontrano queste due sensibilità, anche proporre una cosa che è importantissima come le vaccinazioni riesce a ovviamente avere un significato molto diverso. Banalizzare invece le vaccinazioni dicendo che il vaccino fa bene per tutto oppure viceversa è il male peggiore dell'umanità, certamente non giova a questa soluzione per la prevenzione che è sicuramente straordinaria. Un'altra cosa importante, dottor Ruffatto, che volevo parlare con lei è l'obesità. Finalmente lo sport è entrato nella Costituzione, spero che arrivi presto non solo nelle scuole primarie ma anche iniziare proprio anche da casa, soprattutto questi genitori, a far muovere di più questi bambini, a cercare di dare loro una dieta veramente corretta. Cosa ci vuole dire, dottor Ruffatto? Ma ne parlavamo anche in altre trasmissioni. L'obesità certamente è un problema molto importante, ma è importante anche quella situazione in cui si trovano molti bambini, che è quella proprio di un'assoluta inattività. Pochi giorni fa è venuta in studio una mamma che mi diceva che vedeva la figlia di 10 anni particolarmente stanca. E io le chiedevo, ma questa bambina è una stanchezza, diciamo, legata alla scuola, quindi una stanchezza mentale, psicologica, o è una stanchezza fisica? Quando questa ragazzina fa un'attività motoria o uno sport, come la vede? Perché è importante se per caso ha anche non riesce a fare un'attività motoria in maniera decente. E questa mamma mi dice, guardi dottore, la bambina si alza dal letto, poi fa colazione, l'accompagno in macchina a scuola, vado a prenderla a scuola in macchina e poi fa i compiti, va a letto, il giorno dopo è uguale. E i compiti sono assolutamente impegnativi perché questa bambina non si muove mai, ma non c'era una consapevolezza di questa situazione, sembrava quasi una cosa inevitabile. Allora manca completamente, al di là della dieta che sicuramente
in un organismo come quello dei bambini, che è privo di movimento, deve essere proprio ben controllata. Ma manca proprio il movimento libero, quel gioco che invece per i bambini della mia generazione era una cosa abituale, perché ci si muoveva tanto anche se non si faceva un'attività sportiva strutturata. Non basta un'ora di nuoto alla settimana per dire che un bambino si muove, quindi bisogna che ci sia una consapevolezza che l'attività motoria, anche per chi non ha la possibilità di accompagnare i figli in palestra, in piscina o a giocare a basket, che ci sia la scuola che fa muovere questi bambini. Cioè, l'educazione fisica, l'attività motoria deve essere una materia come l'italiano, il greco e il latino, perché altrimenti non avremo mai la possibilità di avere questi ragazzini che non solo che fanno uno sport, magari ottenendo anche risultati di soddisfazione, ma che si muovono male. I bambini hanno perso proprio l'attività motoria di base, non riescono a saltare, non riescono a salire una scala, non riescono a scendere un pendio. Questo perché c'è una totale inattività che è legata alle situazioni come quella che dicevo, che a me ha sorpreso, ma poi dopo, indagando un pochettino, effettivamente è più frequente di quello che sembri. Quindi anche il sovrappeso è legato a questa inattività, perché il fisico di un bambino sicuramente ha bisogno di una dieta corretta, ma anche di un'adeguata attività motoria. Anzi, anche se il bambino è in sovrappeso, ma si muove bene, fa un'attività motoria corretta, è sicuramente più importante di un bambino che non si muove e fa solamente la dieta, che poi regolarmente fallisce. Dottor Ruffatto, un'altra cosa che preoccupa è questo uso di antibiotici in maniera sconsiderata. Ecco, cosa vuole dire? L'uso di antibiotici in maniera sconsiderata è sicuramente un problema che tra i più gravi che ci possa essere al mondo, perché questo porterà poi inevitabilmente, se non ci sarà un freno, ad arrivare a delle resistenze per cui questi batteri non saranno più curabili con gli antibiotici che abbiamo a disposizione. Quindi ovviamente sta a noi medici fare un uso giudizioso di questa terapia, che è indispensabile ma usata solamente quando serve. Certamente l'antibiotico qualche volta è prescritto anche per l'ansia dei genitori, che pensano che una febbre che dura da 2 giorni debba essere curata anche se non ci sono complicanze con l'antibiotico, o magari una tosse che affligge la maggior parte dei bambini, soprattutto della scuola materna e dei primi anni di vita, anche quella deve essere curata con l'antibiotico. Ecco, invece sta proprio a noi accompagnare questi genitori, rendendoli consapevoli che, come diceva qualche medico di qualche tempo fa, un raffreddore guarisce in 7 giorni, sia che lo curi con nulla oppure se lo curi con l'antibiotico, per cui ovviamente l'antibiotico non serve. È proprio la medicina pubblica che deve fare questo e deve dare un messaggio uniforme. Tutti i pediatri, i medici di medicina generale devono considerare la terapia antibiotica attraverso l'utilizzo anche di linee guida, che sono sempre quelle da molti anni, che aiutano anche nelle scelte terapeutiche. Purtroppo l'ansia dei genitori qualche volta induce a prescrizioni inappropriate. Poi devono essere prescritti anche gli antibiotici corretti, perché quelli che sono indicati non sono quelli più costosi o di seconda, terza generazione, ma sono quelli che funzionano sempre bene e che costano anche meno. Quindi bisogna partire proprio dal medico e dal rapporto di fiducia con la famiglia, che è fondamentale. Cioè, più un paziente va da un medico che non conosce, più è facile che questo gli prescriva un antibiotico. Quindi partiamo dal rapporto di fiducia con il proprio medico, che anche in questo caso deve accompagnare la famiglia in una scelta consapevole, e quindi questo può produrre sicuramente delle visite in più. A me capita di visitare 2 volte, 3 volte lo stesso bambino, perché magari la febbre non è ancora passata dopo 3 giorni e non c'è nessuna complicazione, quindi una visita in più può capitare, ma è un antibiotico in meno.
Grazie veramente per queste riflessioni che dobbiamo fare tutti noi nell'uso degli antibiotici, ma anche i medici, come dice il dottor Ruffato, devono stare attenti nelle prescrizioni, perché qui tra il fai da te, vado in Inter, mi curo, vado in farmacia, prendo, non prendo, non si sa più dove andare a parare. Come ci saluta dottor Ruffato e grazie di essere stato con noi. Vi saluto, sono contento di aver conosciuto una persona straordinaria come Rudy e non vedo l'ora di fargli conoscere il nostro campione, magari portandolo questa volta in maglia gialla al Tour de France. E vi saluto nella maniera più semplice, augurando a tutti i più sinceri auguri di buon Natale. E il Natale e poi anche il prossimo Capodanno sono sempre un motivo per cui ci si ritrova in casa e poi è un motivo per una ripartenza. C'è bisogno adesso di fare dei buoni propositi e soprattutto insomma passiamolo in famiglia con le persone più care e speriamo che l'influenza non arrivi troppo presto. Grazie, noi ricambiamo gli auguri, buone feste a lei, dottor Bruno Ruffato, al pediatra, grazie, pubblicità. Allora, adesso nomino Chiara Gualzetti, una ragazza di 15 anni, accoltellata da quello che credeva un amico, un sedicenne che l'aveva tirata in una trappola per poi ucciderla in un parco vicino a casa. Questa mattina abbiamo con noi Vincenzo Gualzetti, collegato con noi a Bologna. Grazie papà Vincenzo di essere qui, ci tenevo tantissimo. Sono storie che non tutti conoscono. Io ieri, Vincenzo, non volevo più parlarne perché mi sembra che ci sia un'emulazione. Ecco, ogni giorno, specialmente qua nel nostro territorio, poi in pochissimo tempo una anche ieri, colpita da questo uomo, una donna incinta. Avevamo appena veramente cercato di sollevare un po' l'umore a Gino Cecchettin con questa mostra Villa Margherita inclusiva. Ed è successo un altro finimondo. Questi Filippo che sono dietro l'angolo, non sai dove, non sai chi, ma ci sono. Lei poi, Vincenzo Gualzetti, la storia proprio diciamo parallela a Gino Cecchettin, perché lei dopo ha perso anche la moglie come Gino. È rimasto solo, però io volevo farle sentire l'abbraccio di tutti noi, che le siamo vicini. In qualsiasi momento noi ci siamo per lei, per un ascolto, per un abbraccio, per non far sentire soli questi uomini con questi drammi enormi. Noi abbiamo i femminicidi, ma abbiamo anche questi genitori, questi mariti che rimangono completamente soli, non hanno più la loro famiglia per colpa di qualcuno. Ieri qualcuno mi diceva è tranquillamente in carcere, che si guarda la televisione, che gioca con la PlayStation, stiamo parlando di Filippo Turetta. Allora grazie, ringrazio anche Sara Simeonato, volontaria VIP Treviso, Vivere in Positivo, ecco, per portare un po' di allegria a questa pillola, solo guardarla, di gioia, di felicità, di serenità. Allora Vincenzo, cosa ci vuole dire e grazie? Ma io innanzitutto buongiorno a voi a tutti. Grazie per avermi dato la possibilità di poter partecipare alla vostra trasmissione. Io volevo semplicemente ricordare che Chiara purtroppo è morta il 27 giugno del 21, assassinata da un amico, un ragazzo del quale lei era invaghita, ma c'era solo dell'amicizia in mezzo. E a distanza di 2 anni e mezzo ancora oggi non è uscita la ragione dell'omicidio. Insomma, non c'è la motivazione dell'omicidio. Io mi ritrovo oggi a distanza di 2 anni e mezzo senza neanche mia moglie che si è ammalata di tumore dopo 10 mesi dall'omicidio di mia figlia. Purtroppo ha scoperto di avere un tumore già in fase metastatico e il 2 luglio di quest'anno mi ha lasciato. Oggi come oggi io sto andando avanti tutta una serie di battaglie, tutta una serie di iniziative
affinché queste notizie come quella di Giulia, come quella di Chiara e tante altre non si sentano più. Cerco di fare il possibile, chiaramente. Sono avvenimenti questi che devastano non solo la famiglia che subisce il dramma, ma devasta anche le famiglie stesso degli assassini, le amicizie. È una devastazione che arriva su tanti fronti, uno diverso dall'altro. Allora, facciamo riprendere un momento Vincenzo, che veramente siamo molto vicini, Vincenzo. Coraggio, noi ci siamo. Lei non deve sentirsi solo, non deve sentirsi abbandonato. Lei sa che grazie anche a questo mondo del volontariato che ci unisce, Tara Gandhi, che ho avuto ospite Gualzetti tanti anni fa a Treviso, mi ha detto una cosa importante. Mi ha detto: guarda Mirella, che c'è un filo di Arianna, che tutti quanti ci conosceremo e ci aiuteremo nel mondo del volontariato. Ecco, è un filo di Arianna enorme che tutti quanti ci unirà un po' alla volta. Impensabile questo, ma si realizzerà. E io ci credo, perché ho conosciuto tantissime persone grazie a questo filo di Arianna che non avrei immaginato di conoscere e di cercare di essere loro vicini e viceversa, di non sentirmi sola anch'io. E ringrazio anche Sara Simeonato, perché anche lei Vivere in Positivo. Cosa vuol dire? Perché questo titolo all'associazione? Allora, VIP, appunto Vivere Positivo, è un'associazione praticamente di clown terapia. Noi siamo nati nel 2018 qui a Treviso, ma veniamo dai nostri cugini di VIP Venezia. Una parte dei clown che erano a Venezia si sono venuti a Treviso e hanno fondato Treviso, perché a Treviso non c'era la VIP. Noi praticamente cerchiamo con la clown terapia di portare un sorriso alle persone che hanno bisogno di noi. Andiamo attualmente in 22 strutture tra disabili e anziani, abbiamo casa famiglia, abbiamo anche il Granello di Senapa, che è una struttura dove ci sono i ragazzi in affido che sono stati tolti dagli assistenti sociali. Andiamo nelle scuole insieme con VIP Venezia e VIP Pordenone, stiamo portando avanti dei progetti nelle scuole a Motta di Livenza, a Meduna, a Oderzo, dalle elementari alle medie, alle superiori. Siamo tornati in ospedale da ottobre, perché col Covid ovviamente questa cosa ci era stata negata. Forza. Però adesso siamo tornati, attualmente abbiamo medicina d'urgenza e abbiamo geriatria attualmente, perché comunque stiamo andando pian pianino, però insomma si sta aprendo un po', il Covid sembra una cosa un po' più tranquilla e passata, quindi ci hanno concesso di rientrare e quindi stiamo facendo un sacco di cose, siamo in una 50ina di iscritti e appunto a gennaio ci sarà il corso base per far sì che l'associazione diventi più grande e riesca ad accontentare anche più persone. Ecco. Allora Sara, facciamo una cosa, se sei d'accordo. Se papà Vincenzo Gualzetti riuscirà ad arrivare a Villa Margherita a portare la foto di Chiara, che non va dimenticata, come Giulia, come Vanessa e tutte le donne che non ci sono più, proprio per un ricordo che deve essere tangibile. Ecco, io ti pregherei quel giorno che arriva, se lui mi informa, di essere vicino a me. Daremo un grande abbraccio anche a questo papà, un altro papà. Avete visto il dolore ancora grande, appena perso anche la moglie. Sì. Perciò con la tua allegria, con queste pillole di felicità che tu riesci a dare assieme a questi volontari, ecco, io ti chiederei, se Vincenzo deciderà di venire, ecco, di accoglierlo nella maniera, ecco, più festosa che può essere. Questo uomo ha bisogno della nostra vicinanza. Il dopo è più terribile del prima, perché al momento non riesci neppure a mettere a fuoco, non riesci neanche a capire cosa ti è successo. Il dopo è terribile se non hai qualcuno, e non sono sempre i familiari. Ecco, delle volte, ecco, la persona sconosciuta è quella che riesce magari a darti anche quell'abbraccio che ti manca, o sbaglio, Vincenzo? Diciamo che sì, gli abbracci sono davvero pochi, c'è molta solidarietà sulle pagine di Facebook
di Giustizia per Chiara, la pagina che abbiamo creato. E comunque in merito a quello che è la solidarietà, io ci terrei a informare che al di là dell'arco di Chiara che è stata uccisa, 2 domeniche fa io ho online una piattaforma che si chiama www.certezzadelapena.it, una piattaforma che sta servendo anche in maniera abbastanza valida a dare voce attraverso i loro parenti. Chiunque si può iscrivere alla piattaforma può raccontare la sua storia. E purtroppo in questa piattaforma sono arrivate veramente decine e decine e decine di mail di donne purtroppo vittime di violenza tra le mura domestiche. Queste mail noi già abbiamo veduto a rigirarle al nostro studio per vedere laddove e come intervenire per prevenire, diciamo, il peggio. È un sistema che sta funzionando e ringrazio anche tutti quelli che hanno scritto mettendosi a disposizione per collaborare, quindi avvocati, pedagogisti, persone che avevano in tutte le maniere parte del sistema, anche solo come volontari. Si dice volontari che... Sì, andiamo a vedere cosa dice il procuratore che abbiamo a Treviso, il procuratore Martani, in merito all'ultimo omicidio di Vanessa che è successo proprio l'altro giorno. Andiamo a sentire, poi lo commentiamo con Vincenzo e anche con Sara. È stato rintracciato mentre cercava, era rientrato a casa sua e si stava preparando verosimilmente a fuggire perché era fatto la doccia e si voleva cambiare gli abiti. È stato trovato così, dopo 11 ore di fuga, Bujan Fandai. Carabinieri in borghese si erano piazzati davanti alla sua casa di San Vito di Altivole. Qui è ritornato dopo aver vagato per tutto il giorno, tentando anche dei depistaggi, così li definisce lo stesso procuratore Martani. Nel pomeriggio aveva fatto una telefonata al 112, nel corso della quale aveva in maniera neanche tanto indiretta ammesso di avere compiuto l'omicidio e aveva detto che si sarebbe costituito il giorno dopo, che aveva anche detto che si trovava nei campi ma in una zona diversa da quella in cui effettivamente è risultato essersi trovato. Il giorno prima dell'omicidio aveva attivato una nuova utenza telefonica. Il 41enne kosovaro, hanno ricostruito gli inquirenti, è arrivato in via Fornasette a Spineda in bicicletta, entrando dal retro della villetta, con sé un borsone pieno di armi improprie, 2 coltelli, un martello, usato per sfondare la vetrata e introdursi nell'abitazione. Vanessa era al primo piano, se l'è trovato di fronte. L'uomo la picchia prima a mani nude sulla testa e sul volto, poi il coltello, 7 i fendenti letali al torace, la lama insanguinata viene lasciata in un lavandino. Il delitto nella tarda mattinata, a dirlo la conversazione WhatsApp tra Vanessa e il compagno Nicola, poi rincasato a mezzogiorno. L'ultimo messaggio a cui Vanessa aveva risposto risaliva alle 11:21, poi un successivo messaggio delle 11:47 del compagno Vanessa non è stato visualizzato e men che meno ricevuto risposta. Vanessa e Bujan avevano avuto una relazione iniziata nel 2022, dice Martani, poi la decisione di lei di interromperla. Il kosovaro non accetta e inizia uno stillicidio di messaggi e minacce, anche quella di diffondere materiale video intimo. Soprattutto questa persecuzione si esplicitava soprattutto sul luogo di lavoro, perché immagina è un supermercato, quindi è facile con pretesti entrare per comprare poche cose poi sul luogo di lavoro, e una volta le era entrato anche in casa. In una occasione al supermercato l'uomo avrebbe anche detto "ti ammazzo" alla donna. Esasperata Vanessa il 26 ottobre denuncia. I carabinieri vanno a casa di Bujan, c'è una perquisizione, sembra che questo basti per calmarlo, si poteva fare di più. A rispondere è lo stesso Martani. Continuo a sostenere che le donne devono denunciare, sicuramente. Poi cercheremo di capire meglio cosa non ha funzionato in questo caso. Nelle prossime ore scatterà l'interrogatorio. L'imputazione è quella di omicidio con 4 aggravanti. La premeditazione,
la pregressa relazione affettiva, il fatto di aver commesso l'omicidio nei confronti di una donna incinta in gravidanza e infine il fatto di aver commesso l'omicidio dopo un'attività di carattere persecutorio ai danni sempre della vittima, sempre della stessa persona. Quindi insomma sono imputazioni da ergastolo. Allora Sara, come commenti Sara Semionato queste parole del procuratore Martani, questo video, questo uomo, i messaggi che mandava? Lei aveva fatto la denuncia, prego. Allora, ovviamente si sentono sempre più di queste notizie ultimamente, siamo pieni e la cosa è molto triste perché significa che non c'è protezione ed è quello che manca secondo me più di tutto. È la protezione. Se io denuncio qualcuno che mi sta minacciando, è giusto che abbia protezione. Nel momento che faccio la denuncia dovrei sentirmi protetta, Esatto. essere protetta. È inutile che facciamo le panchine, sì, la denuncia, ma se dopo non sono protetta dopo la denuncia cosa Esatto. faccio? Vincenzo, aveva sentito di questo caso di Vanessa? Sì, purtroppo l'ho sentito. Ieri durante una conferenza stampa che abbiamo fatto diciamo in merito a un centro giovanile che vogliamo nel comune di Valsamoggia, alcuni ragazzi di una scuola hanno scritto un grande manifesto con sopra la dicitura Natale verrà fra 3 femminicidi. I 3 femminicidi ci sono stati. Io appoggio la tesi, quella che appena avete confermato. Purtroppo, come dice Martani, denunciare sì, ma io denuncio per cosa? Queste persone non vengono protette, vengono lasciate comunque a se stesse. Io credo che in seguito a una denuncia già bisogna prendere comunque dei provvedimenti e anche provvedimenti seri. E non è possibile sentire come altri casi di persone che hanno anche fatto 7-8 denunce per poi finire sparati o assassinati in mezzo a una strada. Comunque, credo che qualcosa nel sistema debba cambiare. Non si può andare avanti così e sinceramente stanchi di sentire queste notizie, perché sono notizie oltretutto che a me personalmente, le dico la verità, mia figlia è stata presa alle spalle, assassinata con un primo fendente alla nuca e altri 4 in petto, fino poi lui, l'assassino, l'ha presa a calcio in faccia fino a rompersi un piede, si è fatti selfie con mia figlia, ha mandato i messaggi agli amici vantandosi di quello che aveva fatto. E io ogni qualvolta sento queste notizie, e in particolare poi il caso di Giulia Cecchettin, io rivivo sulla mia pelle quello che il dolore che ho avuto, perché comunque sono notizie queste che fanno rivivere, tirano fuori tutto quello che è stato in quel periodo e quello che comunque adesso ancora ci portiamo dentro. Quindi io direi basta, è arrivata l'ora di fare qualcosa perché qualcosa cambi, perché si prendano dei seri provvedimenti a livello legislativo e per le... Abbiamo Livio da Padova, intanto lasciamo un attimo riprendere il nostro Vincenzo Gualzetti, questo dolore immane che rivive, però bisogna pur fare rumore, come dice Elena Cecchettin, non c'è niente da fare, il silenzio ci uccide, ci ucciderà, dobbiamo parlarne anche se è difficile metterci la faccia e riprovare il dolore. Come fai a non riprovare il dolore nel momento che ne parli? Vai Livio! Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti e sono vicino al papà della ragazza uccisa. Noi tutti comprendiamo l'immenso dolore che ha provato lui e che provano tutti i genitori quando succedono fatti del genere. Gli siamo vicini e l'unica cosa che può fare un genitore che vede il figlio ammazzato in quella maniera è ricordarlo com'era e soprattutto anche per rispetto deve cercare di fare in modo che
certi fatti non succedano più. Adesso io spero che questo criminale ultimo di cui abbiamo sentito parlare venga veramente condannato all'ergastolo, perché se lo merita, ma fino al suo ultimo minuto di vita, anche se è ammalato, anche se soffre, deve patire in carcere tutto fino all'ultimo suo respiro. E questo effetto dovrebbe essere retroattivo, cioè tutti quelli che hanno commesso dei femminicidi, dei uxoricidi in questo modo, dovrebbero venire tutti condannati. Non ci deve essere nessun sconto di pena, non ci sono motivi per concedere sconti di pena, è il minimo che veramente possono fare, e speriamo anche che Rete Veneta e tutte le TV continuino a tenerci informati su questi fatti, in modo che ci rendiamo conto, veramente l'opinione pubblica deve rendersi conto che veramente è stato fatto qualcosa, è una cosa importante questa. Questi criminali, visto che non si può ucciderli, almeno condannarli all'ergastolo senza nessun sconto di pena. Ecco, saluto di nuovo il papà, gli sono vicino, e anche la volontaria per la sua opera immensa che fa. Grazie. Grazie Livio. Allora Vincenzo, ma questo assassino di sua figlia, ecco, che processo ha avuto? Com'è la situazione? Allora, lui è stato condannato a 16 anni e 4 mesi. Sono tornati in appello e la Corte d'Appello di Bologna ha confermato i 16 anni e 4 mesi, praticamente la pena massima per un minore. Noi abbiamo già presentato insieme al mio avvocato Giovanni Annunziata, che mi segue, perché noi vorremmo che venisse abolita la obbligatorietà dell'attenuante della minore età. Cioè oggi in Italia, quando un minore compie un omicidio o qualsiasi crimine possa compiere, per legge quando entra in aula il giudice è tenuto a scontargli un terzo di pena, già solo perché è minore. Noi abbiamo chiesto che questa obbligatorietà non esista più e che venga dato potere al giudice di poter decidere se applicare o meno questa attenuante. Oggi come oggi, a differenza di 30 anni fa, i ragazzi non sono più, sanno benissimo quello che fanno, sono coscienti di quello che fanno, e non esiste avere uno sconto di un terzo della pena, che su 24 anni già sono 8 anni in meno, solo perché si è minori. In più parliamo di omicidi premeditati, come quello di Chiara, dove io continuo a dire che, poiché la vita è un dono sacro, chiunque premeditatamente toglie la vita a qualcun altro deve sapere che per legge passa la sua vita in galera. Non c'è altro modo per poter risarcire il danno che si fa. Non è un vetro rotto, non è una macchina che si ripara. Quando si toglie la vita a qualcuno premeditatamente, la propria vita la bisogna passare in galera. Non ci devono essere né sconti, né attenuanti, né automatismi, niente. Chi va a finire sottoterra come mia figlia non ha nessun permesso premio e non godrà di nessuna agevolazione nella sua vita. Queste persone devono sapere che rimangono chiuse in galera. Anche perché la brutalità non si è conclusa solo con queste coltellate. Come ha spiegato bene Vincenzo, l'ha presa a calci in faccia, addirittura rompendosi quasi un piede, pensate con quale violenza, e non si era pentito, addirittura ha messo nei social questo atto incredibile che ha fatto, di una violenza inaudita. Ma si può arrivare a tanto? Ma io dico sempre, Vincenzo, ma che valore ha la vita umana per la giustizia? Se sei fratello, se sei zio, se sei... Ma cosa stanno combinando? Ma quando uno muore, che non torna più, per la famiglia non è più la stessa cosa, non tornerà più la famiglia di una volta, non c'è niente da fare. Questo uomo è rimasto solo, completamente solo, per questo atto di una crudeltà incredibile. 16 anni, ma l'impunità. Sara, cosa vuoi dire a Vincenzo? Io posso dire che
tanta violenza non ha mai una giustificazione, mai. E mi dispiace tantissimo perché per un papà deve essere molto dura, deve essere tanto dura, per cui sarà un onore per me abbracciarlo e farlo abbracciare insieme anche a tutti gli altri clown che sicuramente so che la pensano come me quel giorno che deciderà di venire qui a Treviso. Quindi sicuramente sarà un onore per noi. Grazie Sara. Abbiamo Sebastiano in linea. Ciao Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, lei e i suoi carissimi ospiti. Io appunto sono d'accordo con l'ultima chiamata di quel signore che ha chiamato, dicendo va bene che non gli possiamo fare nulla, però devono andare in galera e buttare le chiavi. A me non me ne frega niente se i carceri sono pieni, li riempiamo ancora di più, li facciamo come tanti pollai. Cioè questi sono delinquenti che stanno uccidendo tutte le donne e noi siamo lì a vedere i diritti che devono avere il detenuto. Il detenuto non deve avere nessun diritto di questo. Quando uccide il detenuto deve essere l'ultimo che deve avere l'ultimo diritto, perché l'unico ergastolo che gli hanno purtroppo sono i familiari delle vittime, che quelli per tutta la vita avranno la figlia che non tornerà più in vita. E noi pensiamo, la gente che va in galera, mi sembra che ogni anno che passa ha uno sconto di pena, cioè tipo che sono le ferie, tu stai lavorando e io ti do le ferie, ma neanche i poliziotti della polizia penitenziaria hanno tutti questi benefici che devono lavorare H24 e le ferie quando li avranno e se li avranno. E noi a questi detenuti gli diamo gli sconti di pena. A me non me ne frega niente, carceri non ci sono, ricostruiamo. Questa gente bisogna dargli l'ergastolo e senza fare processi che devono andare fino alla Corte di Cassazione. Ti ho preso in vacanza, vai in galera e butto le chiavi. Nessun processo, niente, direttissima. I processi devono essere quando ci sono, che abbiamo dei dubbi, ma siccome ci sono le prove, ma perché devo fare un processo e perdere tanto tempo? Vai in galera e portiamo le chiavi. Quando fino all'ultimo respiro uscirai. La ringrazio signora Mirella e mi scusi per lo sfogo. No, ci mancherebbe, anzi grazie a te Sebastiano della telefonata. Allora andiamo a vedere questo video VIP Vivere in Positivo.
cozy lights and golden glow. Christmas songs are playing on the radio. Outside the window there's falling snow. Spend all of our time with the ones we love. Counting down the days till Christmas comes. Hanging up the stockings one by one. It's not what's underneath the Christmas tree, as long as I got you with me. Decorate the tree with green and red ribbons. Frosty and Rudolph family traditions. Spreading joy 'cause fun is our mission. Santa, please listen, there's one thing missing. Counting down the days till Christmas comes. Hanging up the stockings one by one. It's not what's underneath the Christmas tree, as long as I got you with me. Allora speriamo che questi video abbiano fatto un abbraccio a Vincenzo Gualzetti, così provato questo papà, questo marito, 2 morti consecutive, però bisogna andare avanti. Vincenzo, come diceva la nostra Sara Simeonato, che veramente ha premiato il valore che questo uomo sta cercando di dare, anche lui rimboccandosi le maniche, Esatto. cercando di portare veramente giustizia a queste famiglie. Prego, cosa vuoi dire? Sara, grazie Sì. per questi video. Come dicevo mentre c'erano i video, una persona come lui che nonostante tutto, nonostante il grande dolore, continua a lottare per la giustizia non solo nei confronti della figlia, ma è da esempio anche per tutte le altre donne che hanno subito violenza, quindi gli fa onore ad essere veramente una persona così forte e io veramente ho tanta stima nei suoi confronti anche se non lo conosco. Per cui grazie anche a nome di tutte le donne, di tutte le persone che subiscono violenza. Allora andiamo a vedere anche le immagini dove c'è questa mostra con questo presepe di 8 metri dedicato a Giulia, ma dedicato anche a Battistetti, questo ragazzo che è morto sul lavoro, e speriamo che arrivi anche il nostro Vincenzo Gualzetti, ecco, per ricordare questa ragazza che magari tanti non conoscevano, di questo dramma che questo uomo ha vissuto e sta vivendo. Un altro ragazzo, un minore, che ha ucciso questa ragazzina che si era infatuata di lui con una violenza estrema. Ecco, questa è Villa Margherita, Vincenzo Gualzetti, poi vedremo, queste sono le immagini di Giulia. Ecco, cosa vorrebbe dire al Ministro della Giustizia Gualzetti? Perché qui si parla, ma bisogna agire invece, bisogna che il codice rosso diventi veramente la giustizia. Prego Vincenzo. Allora, io premetto che essendo mia figlia un caso un po', la morte di mia figlia, un caso un po' anomalo, nel senso che, come ho già anticipato, mia figlia è morta senza una ragione. Io da papà mi sento di dovere a mia figlia dover fare in modo che la sua morte non rimanga proprio così invana, cioè non rimanga senza un significato, senza un valore, almeno quello. Io al Ministro della Giustizia gli dico che mi farebbe piacere poterlo incontrare e di prendere atto di innanzitutto di questa riforma che noi già abbiamo presentato e che è al vaglio dei parlamentari, insieme allo studio dell'avvocato Annunziata, ripeto. E poi ci tengo a precisare che in merito al discorso che si faceva prima, io non sono né per la pena di morte e né occhio per occhio, dente per dente, però credo fermamente che nel momento in cui un giudice emette una sentenza, che possa essere 10, 15, 20 anni, quella che sia, quella sentenza deve essere esecutiva. Cioè, quando una persona viene condannata a 10 anni per un reato,
significa che quel reato deve essere pagato con 10 anni. Non esiste lo sconto dopo, cioè vuol dire che i 10 anni devono essere tutti quanti passati in galera e lo Stato avrà 10 anni di tempo per poter recuperare quella persona. Io vorrei anche fare un altro appunto. Purtroppo c'è un lato, credo, molto negativo che ho vissuto per diverse esperienze anche nel caso di mia figlia, dove purtroppo c'è sembra quasi una gara tra gli avvocati a chi sia più bravo a farli uscire prima. Cioè non c'è più, secondo me, una morale, un comportamento secondo giustizia. Io mi sono sentito dire in appello dall'avvocatessa, oltretutto donna, è una cosa che mi ha veramente disgustato, lo posso dire tranquillamente, un'avvocatessa che è andata in appello a chiedere uno sconto di pena all'assassino di mia figlia, in quanto, ascoltate bene, siccome lui non aveva né graffi e né lividi addosso, significava che mia figlia era consenziente, per cui lui aveva fatto una cortesia a mia figlia. Io inorridisco a queste parole, me ne ho sentite tante, come ho sentito anche il primo avvocato di Turrin, che la prima cosa che ha detto: non può essere premeditato, perché a lui piaceva fare i biscotti. Dico, egregio avvocato, tutti noi la mattina usciamo con lo scotch, i sacchetti, il coltello, perché sono cose, questi avvocati la devono smettere di offendere e di colpevolizzare le vittime. Quando si è sentito dire c'aveva la minigonna, se l'è cercato o cose del genere, ci vorrebbe anche un qualcuno che operasse e che seguisse bene quelli che siano gli andamenti dei processi, perché tante cose veramente, secondo me, non funzionano, bisogna cambiare. Gli avvocati devono operare secondo giustizia, oltretutto un giuramento che loro fanno, e quindi bisogna valutare seriamente quel reato che loro difendono, qual è la vera giustizia, qual è il vero concetto di giustizia secondo un avvocato. Questi sono tutti aspetti che purtroppo andrebbero limati, ritoccati e rivisti e seguiti. Allora Vincenzo, purtroppo il tempo è terminato, devo chiudere. Come ci saluta Vincenzo Gualzetti, noi ci speriamo tanto che lei venga a Treviso, a Villa Margherita Inclusiva, che ci porti la foto o le foto dell'adorata figlia Chiara per ricordare, per non dimenticare. Prego Vincenzo. Io ringrazio l'invito della possibilità che mi avete dato per poter parlare e volevo dire semplicemente che quello che sta facendo, quello che fanno quelle persone di portare il sorriso è una cosa veramente grande, tanto grande. Mia figlia era amante del sorriso, ha sempre avuto il sorriso sul viso. Io a oggi non riesco più ad averlo. Allora salutiamo Vincenzo Gualzetti con un grande abbraccio. Vincenzo, tranquillo Vincenzo, purtroppo è andata così, Chiara non ritornerà più, non c'è niente da fare, come Giulia, come Vanessa e come tutte le altre, però la certezza della pena deve arrivare. Un abbraccio grande Vincenzo Gualzetti da tutti noi, da questa grande famiglia, da tutta Media Nord-Est e da tutto il mondo del volontariato. Grazie veramente Vincenzo Gualzetti, a presto, ci sentiremo. Grazie anche a Sara Simeonato, volontaria VIP Treviso, Vivere in Positivo. Veloce, che auguri vuoi fare Sara? Volevo innanzitutto ringraziare il papà di Chiara. Volevo ringraziare te che ci hai invitato qui, volevo ricordare a tutti che a gennaio appunto c'è il corso per i nuovi clown, se volete in qualche maniera avere informazioni eccetera, il 9 di gennaio faremo una serata informativa, chiamateci, noi siamo qui disponibili per dare informazioni a tutti e nel frattempo buon Natale e buone feste a tutti, che sia un Natale pieno di speranza e di amore. Grazie anche a Sara Simeonato, buone feste, ci sentiremo anche con te. Allora prima di fare la posta apro un'altra posta, ecco questa busta, se vuoi andare, grazie Sara, se vuoi rimanere con me rimani, una busta che è arrivata ieri al Banco Solidale, 100,
200-300 euro, due marito e moglie hanno portato questa busta a Mirella, leggiamo anche un biglietto, guardate, posta che è arrivata, non so neanche se riuscirò a leggere tutti questi biglietti, ne prendiamo uno. In questo giorno magico auguro a tutti voi e che i vostri desideri diventino realtà, che l'angelo protegga i successi negli affari, vi accompagni e l'ottimismo non vi lasci mai. Grazie per il vostro lavoro e la vostra cura e che il vostro impegno sia sempre ricompensato. Tanti auguri di un sereno Natale e un felice anno nuovo. Questa la dedico a Vincenzo, per ogni dono che troverai sotto l'albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Tanti auguri Vincenzo da tutti noi. La posta di Mirella.